Ciao. Sì. Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me e questa sera un nuovo episodio di Elite Dangerous Horizon Beyond e tra un po' ci aggiungeremo anche Odyssey alla fine. Beh, non lo so, ma speriamo bene, le premesse non sono delle migliori. Perché? Perché ho guardato un attimo cosa sta succedendo per Odyssey e insomma diciamo che non iniziamo molto bene con i discorsi. Ma ecco dove ci eravamo lasciati l'altra volta. Allora rientro velocemente qui in gioco. Vi ricordate che era esploso tutto nella diretta precedente, quindi ci eravamo fermati da qualche parte, il server era andato down, speriamo che questa sera questa cosa non succeda. Ero qui nel pianetucolo sopra Dove's Hop, quello che sia, e niente, il gioco adesso mi ha rimesso qua. Siamo qui sopra questa luna pianetoide o quello che sia e devo andare a riprendermi da dove avevo lasciato. Purtroppo non ho fatto in tempo a sistemare assolutamente nulla, proprio in una settimana tra tante varie cose non sono proprio riuscito a fare assolutamente nulla, quindi proprio neanche a loggare in game, è stata una cosa assurda. E quello che vado a fare adesso è tornare nel sistema di LHS 28, dove ho più o meno una base operativa, che è un sistema di Liong Rui, è molto comodo per gli acquisti perché ho il 25%, cos'è il 15% di sconto praticamente su ogni cosa. Allora, ciao Andrea, benvenuto nella diretta. Ok, stiamo partendo, fatemi sapere se da voi l'audio di gioco è troppo, dovesse essere un po' troppo alto rispetto alla mia voce. Io da qui vedo solo dei volumi, sembra che i volumi di Elite siano veramente un po' fuori scala stasera. Ogni tanto devo andare a ridurli perché ok, ma poi nel caso mi farete sapere in chat se l'audio del gioco non dovesse essere troppo alto e quindi si fa fatica a sentirmi. Comunque prendo fiato un attimino e cominciamo il nostro giretto e il nostro viaggio fino all'HS 28, dove vado a comprarmi il Fer de Lance e comincio a fare un po' di outfitting. Allora, nel frattempo leggo la chat. Allora, ciao Nick, benvenuto. Ciao Virus, da quanto tempo? Di nuovo con Elite, io da parecchio che l'ho abbandonato. Ah sì, ti capisco. Io sono tornato su Elite perché avevo alcune cose che volevo ancora finire di fare. Uno era ritornare da Colonia, perché nelle ultime cose ero andato fin là in fondo, poi mi sono detto no, cosa cavolo sto qua a fare fondamentalmente nulla, errando in una cosa inconsapevolmente anche, ma dopo ne parlerò perché c'è una cosa veramente oscena e orrenda che ho scoperto, purtroppo non l'avevo studiata prima e quindi dopo vi faccio vedere questa cosa oscena e orrenda che riguarda alcune cose dell'ingegnerizzazione eccetera eccetera. Quick Scanner non mi interessa adesso sì, è comunque da tanto tempo che non toccavo Elite, ultimamente ho detto ma sì dai, faccio 2 o 3 cose e così ogni tanto mi rimetto in diretta anche su questo gioco qua. Quanti jump mi mancano? 2 jump, manca davvero poco e diciamo che dopo che ho messo quel super FSD che abbiamo visto l'altra volta, se lo trovo, eccolo là, quel super FSD pre-ingegnerizzato, quindi non bisogna fare l'ingegnerizzazione, basta solo che gli aggiungete l'effetto secondario dall'ingegnere, siete a posto. È una figata quel super FSD che calza a fagiolo con la nave, perché la nave ha una classe, questa nave, l'ASP, ha un classe 5 di FSD e quel modulo è un classe 5, quindi è fenomenale. Ha delle ingegnerizzazioni che non trovate e non potete fare voi normalmente dall'ingegnere, e quindi è leggermente più potente e ci spinge veramente veramente bene. Un'altra delle cose che farò magari in un prossimo futuro è completare proprio questa build di questo ASP e vedo... Oh, che succede? Mi sto scaldando? Sì, stavo scaldando e scaldicchia un po' quel FSD nuovo. Comunque dicevo,
andrò a vedere magari se ho tempo barra voglia di star lì a finire l'ingegnerizzazione anche di questo ASP che sto usando in questo momento. Tranquilli, tranquilli, tra un po' vado a comprare l'FDL. Temperature critical, ho saltato forse un po' troppo vicino dalla stella. Ok, dovremmo aver finito quello che dovevo fare. Sempre le solite operazioni non sono mai cambiate da quando è nato il gioco, e alcuni piccoli dettagli li hanno modificati e via. Allora, intanto miriamo Flood Enterprise, mettiamo il 75% i motori e lasciamo la nave andare. Allora, per me il miglior gioco su tema spaziale, avevo un bordello di navi, soldi a palate, ma troppo monotono. Ok, per me il miglior gioco su tema spaziale, avevo un bordello di navi, soldi a palate, ma troppo monotono, ora come ora lo vorrei riprendere, ma non ricordo più nulla. Mi accontento di vedere te. Boh, dai, grazie Nick. Diciamo che, allora, sul tema spaziale è un gioco che è semplice, intuitivo per i controlli e molte cose, anche alcune cose sui moduli della nave. D'altra parte a volte risulta estremamente complicato e più che altro inutilmente macchinoso per fare altre cose, altre attività. Poi cos'è? Come si parlava anche tempo fa, è sempre il discorso di quality over quantity, quindi tante stelle, tanti pianeti, tante cose. Anche No Man's Sky soffre dello stesso problema, tante cose ma tutte uguali, quindi sì, alla fine è sempre lì. L'altro giorno ho provato a rientrare per provare a sbloccare nuovi ingegneri, però come sono entrato mi sono rotto dopo 10 minuti perché i combat qua, painite del mamma mia, e le due bolas, sì. E infatti c'è un modo di dire in inglese mining painite is a pain, perché c'è un ingegnere dove dovete veramente sminarne una quantità impressionante per poter sbloccare quell'ingegnere, che voglio dire è un po' questo purtroppo è una cosa che affligge molti giochi oggi. Pur di aumentare artificialmente il numero di ore di gioco, gli sviluppatori sbilanciano in una maniera impressionante i numeri che voi dovete raggiungere per poter fare un'operazione che di base dovrebbe essere abbastanza semplice e veloce. Questo pur di tenervi a farmare, a grindare come dei come dei tapiri ambulanti, non lo so come cosa, ma ci tengono incollati ai giochi, aumentando artificialmente le ore di gioco, appunto aumentando i numeretti delle richieste delle varie quest, delle varie cose. Quindi è un po' il problema che hanno quasi tutti i giochi ultimamente. Cioè, voglio dire, sbloccare l'ingegnere è la partenza per ingegnerizzare la nave. Solo per partire a volte devo perdere veramente, secondo me troppo tempo. Alcune cose si sperava le andassero un po' a mitigare col tempo, quindi così, ma purtroppo così non è stato. Gli ingegneri, lo sblocco degli ingegneri più o meno è sempre rimasto lo stesso. L'unica cosa che hanno cambiato sugli ingegneri, e da un certo punto di vista dico grazie a Dio, ma anche lì hanno poi toppato alla grande, è il fatto che mentre una volta le ingegnerizzazioni erano random, assolutamente, quindi voi per ingegnerizzare la nave tiravate un dado al livello 5, per esempio, e vedevate cosa veniva fuori, allora poi ci riprovavate, finché non veniva fuori qualcosa, era molto RNG. Dopo le ingegnerizzazioni le hanno un po' fissate perché non se ne poteva più, e quindi hanno deciso di dire cosa, vi rifate tutto da grado 1 fino a grado 5, quindi ok che mi togli da una parte, ma alla fine me la resignacchi dall'altra, però almeno hanno bilanciato un po' tutti i valori dei vari giochi. Pensate, ho ripreso Monster Hunter World, che almeno è più divertente, anche se pure lì il farming è grande, ce n'è, ma almeno è più divertente. Un attimo che guardo il pad, 41, perché sono proprio all'ingresso della nave, quello là. Allora sì, il fatto, ne parlavo anche sulle dirette di Guild Wars 2, cioè non è che noi non vogliamo fare il farming, perché vabbè, sappiamo, ci sta, devo andare a recuperare tot materiali per ottenere un obiettivo, è giusto, ma fate almeno che sia divertente, no? Se una cosa è divertente è figa.
Ok, poi la cosa peggiore, pessima di tanti giochi, e in Elite è un macigno che gli pesa sulla testa da sempre, è l'assenza del market dei beni tra i giocatori. Questo è tipo un trading post in Guild Wars 2, per fare un paragone, o quello che sia su altri posti. Comunque dai, alla fine, rispetto allora ad altri giochi, diciamo che l'avionica è il top. E neanche anche Star Citizen, sì, si avvicina, è diversa su Star Citizen, però l'immediatezza, diciamo, di molte cose del pilotare la nave su Elite sono pregevoli. E d'altra parte poi ci si perde in una marea di cose. Tra l'altro ve ne faccio vedere una perché ho scoperto nella build del mio Fer de Lance che sto andando a prendere che ovviamente gli scudi all'inizio non saranno quelli che ho pensato di fare nella build, perché devo andare da una ciccio panzo qua da qualche parte, mi pare Aisling, vediamo se non mi ricordo male. Sì, era proprio lei. Dovrò fare power play. E non vedo l'ora. E anche qui grinding violento, noioso, tedioso, inutile e stupido, secondo me, per come l'hanno gestito tutto. Per cui devo fare il rating 3 per 4 settimane. Devo stare a rating 3 e allora a quel punto posso comprare finalmente i miei Prismatic Shield Generator per l'FDL, perché la build prevede questi scudi qui. Li farò con calma, magari in un secondo momento. La prima cosa che vado a fare, invece adesso torniamo sul topic della giornata, è fare cosa? Questo. So che sei qui perché ti ho visto l'altra volta. Ed eccola qua. Una bella FDL. Ok, ci costa solamente 42.736.185 crediti, perché qui viene scontata, se no negli altri sistemi in giro vi costa di più. E quindi io cosa vado a fare? Molto semplicemente li ho in saccoccia e pigio il tasto Purchase Options. Store Current Ship, sì, perché non voglio perdere la mia attuale nave, se no potrei scambiarla per la nave che ho ora e guadagnare anche 2 milioni sopra, ma non mi interessa perché tutto quello che ho investito su quell'ASP, sinceramente non voglio né vorrei perderlo. Quindi Store Current Ship, Cost of New Ship 42 milioni, eccetera eccetera, via. Dentro questi bottoni Exchange Current Ship sono terribili. Io non l'avrei mai fatta questa cosa, sinceramente. Avrei messo un bottone dedicato da qualche parte: vendi la nave che hai messo da parte, se vuoi. Ne sei proprio sicuro che vuoi vendere questa nave? Ok, se ne sei sicuro devi premere ok e scrivere il nome della nave, come fanno anche altri giochi, così si evitano gli errori di click. Comunque, eccolo qui, questo è il FDL, appena comprato nuovo, uscito de fabbrica. Andiamo a vederlo qui sul pad come si presenta. Ok, vediamo se mi ricordo i controlli oh, eccolo qua, adesso me li sta prendendo i controlli della telecamera. Eccolo qui, diciamo che è una nave molto bella, è la nave top da combattimento all'interno del gioco, sia PvE che PvP, diciamo top, è una delle più usate comunque, e quindi andremo a vedere il perché. Io ho una build tutta mia particolare in testa, guardate che belli quei motori, devo dire che è molto bella come nave comunque. L'unico problema della nave, cioè della serie come perdersi in un bicchiere d'acqua, vedete il vostro sedile non è al centro dell'abitacolo, è leggermente spostato a destra perché hanno dovuto voluto, non so neanche perché di spazio ce n'è davvero tanto dentro quell'abitacolo, hanno dovuto mettere un sedile del copilota sulla vostra sinistra, e quindi così sono andati praticamente a rovinare tutta l'immersione di questa nave fondamentalmente. Vediamo se mi ricordo come sbloccare la visuale. No, così, oh, eccolo qua, vedete, hanno dovuto mettere quel sedile lì che sinceramente potevano mettere un po' più indietro e mettere anche 3 posti eventualmente, perché la nave è medium ed è bella grande, e mettere il mio sedile del pilota, del comandante, al centro, come si addice a una nave da combattimento. Ok, riprendo dalla chat, il power play non mi è mai piaciuto, ci dice Andrea, e non ha proprio senso secondo me
completamente d'accordo con te, è un PvP dove c'è PvE, ma se tu sei indipendente non puoi fare una ceppa, invece l'essere indipendente è il sale dello spazio. Sì, abbastanza. Diciamo che per dei lupi solitari, per giocatori che vogliono giocare questo gioco in modalità lupo solitario, sanno che arriveranno fino a un certo punto, ma conoscono i limiti di giocare da soli, ma è quello che gli piace, ok, è estremamente limitante. Comunque ti dirò, Andrea, ci sono dei modi per bypassare il discorso del guadagno dei meriti all'interno del power play. Il primo è fare il pledge mercoledì, cioè tipo per esempio se io lo facessi oggi, e forse lo faccio anche, non è una brutta idea sinceramente. Galactic Powers, guardate, lo facciamo anche subito, ok, perché andando di settimana in settimana il reset, se non mi ricordo male, è il giovedì. Pensate quante boiate vi dovete ricordare, perché il gioco non ve lo dice, o se ve lo dice non è così immediata la cosa. Vediamo stats, last update, cose del genere. Qui sicuramente c'è qualcosa che ci dice da qualche parte come sono messi, quindi le espansioni, i consolidamenti, cioè, ma si sono inventati di quelle boiate qua dentro. Beh, lasciamo perdere. Comunque, facciamo il Pledge Alliance to Aisling Duval, facciamolo anche subito, tanto male non fa. Mal che vada mi porto a casa 1000 crediti a settimana, evviva. Ok, e dopo andrò a fare il trading delle power commodity. Ok, va bene, Pledge Alliance, confirm ed evviva. Back. Non vorrei aver fatto una minchiata, però fatemi vedere, perché adesso mi sovviene in mente che potrebbe essere in un sistema nemico di Aisling Duval. Vabbè, dopo magari lo scopriremo. Per il momento il gioco è tranquillo. Comunque, faccio il pledge. Sì, sono hostile. E infatti lo vedete qui in basso a destra. Non avrei dovuto fare quella cosa, avrei dovuto informarmi meglio prima. Comunque, non è un grosso problema. Non è che mi impediscono di fare le cose. Dovrò semplicemente stare un po' attento. Allora, e anche questa cosa, cioè è sbagliatissimo. Perché io in un sistema ostile posso fare il pledge a quell'altro. Dovrò andare su un sistema di quel tipo, no? Magari. Ragazzi, comunque come perdersi in bicchieri d'acqua, ma a me non interessa. Vado nell'outfitting e vado a iniziare ad outfittare la nave. Allora, la prima cosa che vado a fare è prendere la build e devo spararla qui a destra sul monitor, quindi un attimo che devo separare finestre, smontare cose per cercare di tenere visualizzata anche la chat. Quindi ok, dai che ci sono quasi. Perfetto. Allora, prima cosa prima, core internal. Andiamo qua. Lightweight alloys, perfetto. Dovrò ingegnerizzarli, non importa. 6 power plant, che schifo. Browse shop. Ah, c'è anche un 6A hybrid. Ma non lo voglio il Guardian power plant. Vediamo un attimo. Allora, andiamo sugli stored module, vediamo cosa abbiamo come power plant messi da parte. Eccolo qua, 8A, 8A addirittura, power plant. Questo è Overcharged Monstered, mamma mia, ah, era sull'Anaconda questo. Eh sì, 8A, 8A, 7, 6A. Shield Cell Bank, queste mi serviranno, sì, Shield Cell Bank. Business class, no, mi sa che non ce l'ho. Allora, diciamo che cominciamo molto male. Come no? Eccolo qua. No, shield generator, mi sono bevuto qualcosa. Allora, vediamo intanto se posso prendere qualcosa. 5A thrusters, andiamo sui moduli 5 e vediamo se ho da parte qualcosa. 5A fuel scoop, no. 5A power plant ingegnerizzato overcharged. Se era tutti per il ranking veloce dei meriti si può anche abbattere navi di un power play avverso in un sistema anarchico, danno 30 meriti a nave ed è veloce. Oh yeah. Per quello adesso stiamo... potrei usare anche questa nave qua. 6A power distributor, vediamo se ne ho qualcosa.
Shield Shell Bank, 6A Shield Shell Bank, Passenger Cabins, no, 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 non ho assolutamente una cippa di niente. Quindi diciamo che core internal, il motore, il generatore della nave vado a prenderlo da un'altra parte. Ok, 5A thrusters, vediamo nello store che cosa hanno. Browse shop, eccolo qua, 5A thrusters. Ok, perfetto, mi costano solo 4 milioni, neanche male, ma li buttiamo dentro, perché il primo step ovviamente è fare la nave in versione stock, quindi senza ingegnerizzazioni. Ok, 5A thruster, buying option. Ok, sì, vabbè, exchange, adesso voglio fare l'exchange. Ok, e 5A thrusters sono dentro, 4 EFSD, ma no, assolutamente, 4A non ce l'hanno, cipola. Ottima scelta la nave, una delle mie preferite. Sì, ma il problema non sono i meriti, ma proprio il sistema che... Sì, 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 sì. Allora, grazie per la conferma della selezione dell'FDL. In risposta a Nemo, in risposta ad Andrea, sì. Allora, i Powerplay potevano gestirlo in 700 milioni di modi differenti, ok? E sempre anche utilizzando la reputazione, quindi magari io vado più su con una fazione, più su con un'altra e ho i miei ricompensi, come di solito si fa. Cosa volete? Hanno consentito, vabbè, non lo so, si sono fulminati la testa con quel discorso delle 4 settimane, i time gate. Deve essere, non lo so, una cosa che è spuntata nella testa degli sviluppatori negli ultimi anni, mettere tutti questi time gate che non se ne può. Comunque, 4D Life Support, Browse Shop, non ce l'hanno, quindi lascio quello che c'è. Quando lo troverò lo inserirò. Power Distributor 6A, quindi Browse Shop, 6A Guardian Hybrid Power Distributor. Quindi potrei prendere questo e sbattermene anche dell'ingegnerizzazione perché è molto simile. Però, andiamo sugli Stored Modules perché mi pareva di aver visto qualcosa. 6A Power Distributor. 8, 7, 6A Shield, no. No, 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 era un'altra cosa. Ok. Vedete, avevo già fatto un po' di power play, infatti vedete questi belli Advanced Plasma Accelerator buttati là. Che schifo sta roba, ma posso anche vendere tutto qua. 3B Fuel Scoop. Sell. Via. Cargo rack 8. Sell. Via. Devo farmi un po' di spazio nei moduli. 2F multicannon. Un reinforced alloy 1B. Hull reinforcement. Ah, per il Python. Ma pensa a te. Ho veramente parcheggiato tante cose qua. Comunque, dai, andiamo avanti con l'outfitting, quello che posso fare per il momento. Allora, abbiamo detto, i motori li abbiamo messi, Frameshift Drive non c'è, il Life Support non c'è, il Power Distributor 6E me ne serve uno 6A, quindi Browse Shop, però ce l'hanno solo in formato Guardian e non lo voglio in formato Guardian. 4D Sensor, vediamo se almeno questi li hanno. 4A, B, C, D, 4D Sensors, perfetto, che dopo dovranno essere ingegnerizzati anche questi, va bene, ok, perfetto, e poi uso 3C Fuel Tank, sì, ottimo, e qui per quello che potevo fare ora è fatto. Allora, questa è una delle cose che mi fanno incazzare, compri le navi e mancano i componenti, ti devi fare milioni di viaggi per portarle al top. Sì, perché purtroppo non tutti gli spazioporti vendono tutti i moduli, è un po' così. Tendono a tenerti dentro mettendo contenuti su contenuti a lungo tempo, vedi le stagioni di Diablo per dire o quelli di altri giochi simili, però tutto comunque deve premiarti col divertimento. Sono d'accordissimo, allora io posso anche passare milioni di ore all'interno di un unico gioco,
perché mi diverto, il gioco mi deve divertire, non deve diventare un lavoro e posso anche investire veramente centinaia, se non migliaia di ore per magari cercare di raggiungere un modulo top uber difficile, ma nel farlo mi devo divertire, non è che devo essere costretto a aspettare per forza una settimana perché il gioco mi dice questo lo fai da qui a lì, da qui a lì. E non è l'unico gioco che si macchia di questo crimine. Comunque, vabbè. Dai, andiamo avanti, se no perdo il punto. Poi, allora, core internal l'abbiamo fatto, optional internal. Allora, prima cosa da fare, 5A Shield Generator. Allora, 4E Cargo Rack, via. Non mi interessa. 4E Shield Generator Transfer Option Swap e lo mettiamo qua. Perché faccio questa cosa? Perché se nello shop non c'è quello che voglio io, è sempre il problema di prima. Sì, ingegnerizzazioni sono un incubo. Io penso a un ingegnerizzato tutta un'anaconda in tutti gli aspetti per andare a combattere i Targoid. Ho perso una vita e mezza per farlo e... le mie sono 1580 ore. Capisco, capisco. Sono oltre il migliaio di ore anch'io alla fine perché all'epoca giocavo parecchio a questo gioco e... vabbè. Comunque dai, allora Shield, Shell Banks, no, Shield Generators, vediamo cosa abbiamo, ok, quindi io per il momento monto un normale 5A Shield Generator, guardate quanta energia mi smangia questo coso, Exchange, assolutamente, quante cucuzze mi stanno andando via, guardate, 2.209.000, una roba incredibile, poi comunque 4... Allora, qui vogliono gli Shield Shell Banks. Per il momento lasciamo vuoto. Per il momento lasciamo vuoto. Super Cruise Assist, ma per carità. Ok, 2D Hull Reinforcement Package. Fatemi vedere una cosa. No. Mamma mia, che casino. Storage Module. Guardate quanta roba devo liberarmi. Allora, abbiamo detto Hull Reinforcement Package 1D. Ne ho già uno da qualche parte? Mi sa di no. Ok, quindi quello non ce l'ho. Un altro Hull Reinforcement Package di classe 2 di Domodossola BCD, quindi no, non penso di avere neanche quello. Ok, quindi quelli li comprerò più avanti. Perfetto. Quindi per il momento i miei optional internal restano una cippa di niente, il vuoto totale e assoluto. L'unica cosa che però infatti invece vorrei montare perché FSD Interdictor, vabbè, ok, quello ci starà per il futuro, però non vedo una cosa fondamentale in questo momento. Cell. Ok. Cos'è che non vedo una cosa fondamentale in questo momento? Vediamo. E adesso vi faccio vedere questo, che per quanto piccolino sia, ok, magari ci metterò 70 anni a fare benzina, ma mi serve, visto che ho uno slot in più, perché hanno aggiunto una cosa in più, quindi hanno aggiunto uno slot di tipo 1 sulle navi, questa cosa mi serve. Ok, quindi diciamo che sta andando abbastanza maletto su questa stazione, mi mancano veramente milioni di cose, però vabbè, è così. Allora, Shield, Shellbank e Reinforcement Package non ci sono. Comunque, vediamo invece se questi li posso comprare qua. 2D Hull Reinforcement Package. Hull Reinforcement 2E. Ma porca boia. Niente. Niente neanche questi. E vai. Un altro successo. Allora, hardpoint, andiamo alle cose toste. Via. Cioè, io ho appena speso 40 milioni per una nave e non ha neanche due armi decenti montate da fabbrica. Cioè, pazzesco. Comunque, devo prendere dei fragment cannon in questo momento. Secondo voi li avranno?
Secondo voi ci sono? Eccoli qua. Fragment Cannon. Mi servono 2A. Fragment Cannon Fixed. Ci sono quelli anche torrettati? Ma dai. No, voglio questi. 2A Frag. Buy. Buy. 2A. Browse Shop. Fragment Cannon. 2A. Buy. Buy. Browse Shop. Frag Cannon. 2A. Buy. Buy. Browse Shop. Frag Cannon 2A. Buy. Buy. Ok. E quindi questi sono installati e montati. 2A, 2A, 2A. Sì. Perfetto. Sullo Huge Hardpoint sono assolutamente indeciso su cosa montare. Allora, io mi ero segnato un Plasma Accelerator 4A, ma tanto qui non ce l'hanno. Ci sono anche dei Cannon che sono buoni. Vorrei magari montare un burst laser, potrei mettere su, ma vado fuori consumi, perché non ho ancora il coso. Cosa c'era? Thermal Lens? Oh, Guardian Shard Cannon, Plasma Charger, sì, vabbè. Armi anti-Targoid non mi interessano. Cosa potrei fare a questo punto? Assolutamente niente, perché qualsiasi cosa vado a mettere qua vado fuori specifiche della nave. Quindi anche questo bisogna farci molta attenzione, perché io magari sto facendo l'outfitting, lo starport non ha tutto quello che mi serve, questo lo riempirò dopo, e rischio di andare fuori consumi e devo gestirmi un po' tutto. Comunque guardate che jump range abbiamo, un bel jump range di 6.43. Cioè, vabbè, è un FDL e via. Tutto perché qui non posso montare un modulo più meglio, tipo il 4A Frame Shift Drive, perché non c'è. Ok, allora, qui abbiamo fatto utility. Sulle utility ancora qui devo andare molto parsimonioso. Heatseek Launcher, sì, vediamo, dovrei averne anche, vabbè, ma ce li ho sull'Anaconda, oddio, solo sa dove l'ho piazzati. Heatseek Launcher, OI, quindi questo va benissimo, non costa neanche niente. Shield Booster, e qui arrivano le note dolenti. Browse Shop, perché potrei comprarli. No, non potrei comprarli qui, ma tra gli stored modules dovrei averne già, e anche già ingegnerizzati, se mi va bene. Crink, 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 crink. Eccoli qua. Shield Booster, Heavy Duty Super Capacitor. Heavy Duty Super Capacitor, fra 20 minuti potrei averli su questo starport. Ovviamente non vi terrò qui, anche perché devo spostarmi da questo spazioporto. Per caso sei Elite in qualche categoria? Ha un B-Wave, oppure se punti alla resistenza un Prismatic? Sì, assolutamente, la build nasce col Prismatic, non per nulla ho fatto la boiata di assegnarmi con Aisling Duval e sono già diventato nemico di questo sistema. Già un'altra delle tante cose belle di Elite. Comunque, allora, questi poi me li vado a recuperare nel prossimo starport dove arrivo, quindi qui altro da fare non ne ho. Sì, ok. Allora, sì, sono riuscito ad arrivare Elite in trading e basta. E basta. Negli altri rank l'ho data su, troppo lavoro. Però spero nel combat di andare un po' su, totalmente in PvE. Comunque non faccio nulla di ciò per fare PvP. L'Explorer rank sono fermo a Pioneer, non so perché, anche perché dopo 2 viaggi fino a Colonia questo non vuole più andare su e via. Tu sai che dopo non riesci più ad uscire dal sistema con sto carro armato. Sì. È un problema se sbagliate anche gli outfitting. Pensate, un amico mio un giorno è andato a comprare una gunship e ha dovuto fare un'iniezione nell'FSD per poter riuscire ad uscire dal sistema, per poter andare a comprare un cacchio di FSD utilizzabile. Le cose folli. E a tal proposito sto per andare a schinciare un altro sito qui da me, perché ovviamente bisogna fare così, e devo fare che cosa? Devo scrivere Station Cell Modules
non mi ricordo più che modulo era, aiutatemi, rinfreschiamoci la memoria. Torno un attimo veloce sull'outfitting, perché il primo che devo andare a sistemare era, eccolo qua, 4A Frame Shift Drive. Perfetto, allora andiamo su DDB.io, 4A Frame Shift Drive. Ok, Reference System LHS28. Sì. Ok, Find Station e andiamo a vedere, perché ovviamente, no, anche qui... ciao Lena, benvenuta, ho visto adesso il messaggio. Allora, anche qui ovviamente il gioco vabbè, LP128.9, anche qui il gioco ovviamente è utilissimo, e se non usate un sito a parte, vabbè, lo sappiamo, non si può andare a capire dove bisogna andare per recuperare un modulo che magari ci serve. Allora, Galaxy Map... andiamo a mettere questo sistema che era LP. No, che è successo? Galaxy Map. Oh, qua. LP 128-9, 128-9. PUC dovrebbe essere proprio qua. E fortunatamente dovrebbe essere ad un solo jump di distanza. Mi mandano a... è della Federation, Bridge Terminal. Ok, vediamo quindi quello più vicino. Chi è? Fisherport? No? Dov'è? Beh, ho preso il sistema giusto. LP 128-9. LP 128-9, sì. Ma dov'era? Bridge Terminal. Ah, ok, era una stazioncina piccolina. Vabbè, proviamo ad andare a vedere la stazioncina. Così ti fitti la nave e la compri in un botto solo. Ah, ok. Ah, sì, è vero, mi ero dimenticato di Sinatra Dezra. Fammi vedere. Fammi vedere una cosa. Vedete qua, Flayed Enterprise Home 2 era uno dei miei home system, perché era comodo appunto per alcune cose, ma allora mm, qua mi ero segnato tutti gli ingegneri per averli sotto mano, dei waypoint da eliminare per precedenti viaggi. No, mi sa che l'ho tolto perché ce l'avevo. Qua era dove andavo a farmi le cose dei Guardian. Mamma mia, quanta roba. Ah, un pianeta che avevo trovato per l'arsenico, il famigerato Sotis. Ok, e altri pianeti dove andavo a trovare arsenico che mi serviva all'epoca. Ok, eccolo qua, Dove's Hope, vedete dove eravamo andati l'altra volta. Ok, vabbè. E magari dopo con calma vado a visitare quel posto lì. Per il momento mi lancio, anche perché dovrò fare un po' di... così intanto vediamo anche un po' la nave in funzione, anche se non è ancora al top. Che uno deve essere elite per avere questo bonus, tipo che io ho tantissime ore di gioco e nessun elite non posso andarci perché il gioco mi schifa. È sempre il solito discorso di prima. Allora io divento elite, divento figo, ok, dal nome del gioco. Ok, ci sta. Un attimo perché sono tutto storto qua. Devo abituarmi con questo coso rovescio che mi hanno messo qua. Oh, beh, dai, bello suono. Manovrabilità, anche se siamo in una modalità ancora grezza. Ah, che power distributor da schifo. Sì, è veramente... devo essere sincero, dopo magari comincerò anche a non farci più caso, però questo sedile messo qua a destra è veramente fastidiosissimo. Cosa gli è passato per la testa ai dev di fare ste cose? Comunque vabbè, dai, intanto ci guardiamo un po' la nave da fuori, tanto che aspettiamo di perdere il mass locked. Dopo gli metteremo anche i motori colorati, e che bello. Comunque quello che sia, cioè vedete perché cioè è una nave che è completamente centrata, ma la sedia di comando l'hanno messa lì in parte, cioè non ha nessun senso.
Cioè, mamma mia, ma perché fanno ste cose? Cioè, è come perdersi in bicchieri d'acqua. Vabbè, va bene. Leviamoci da qui perché siamo ostili e quindi è meglio levarci da qui. Cioè, non che siete ostili nel sistema vi cambia qualcosa, semplicemente che qualche nave potrebbe rompervi i maroni ogni tanto. Tutto là. Che poi avete visto come è accentrato tutto rispetto al sedile e non rispetto alla nave? Interessante questa cosa. Pazzesco. Pazzesco. Io ogni tanto veramente mi domando. Ah, è vero, non ho neanche il Discovery Scanner, o ce l'ho da qualche parte. Com'era? Sì? È vero, devo metterlo lì. Ah sì, guardiamo un attimo sto fuel scoop di grado 1 come funziona e quanto funziona bene. Dov'è la stella? Di qua. Ok. Guardate quanto poco carburante abbiamo, cioè da navi esplorazione e lungo raggio tornare qua è un po' un casino. Allora, sì, ma se sei ostile, le guardie della stazione dovrebbero tenerlo in considerazione. Invece tu puoi fare quel cavolo che vuoi, non ha... Esatto. Ok. È un fuel scoop ridicolo perché è uno, però è su un free slot, consuma poca energia e comunque sarà un salvavita molto probabilmente quando dovrò... già la temperatura critica? Vabbè, ok. Vabbè, è semplicemente un modulo messo lì caso mai dovessi far benzina sulle stelle. Allora, vediamo. Power Play Cycle Imminent, eccolo qua, come vedete, Aisling Duval, da domani si comincia is imminent course 7am every Thursday, giovedì, esattamente. È meglio che l'ho fatto oggi perché così mi sono già guadagnato una settimana di Power Play, perché se lo facevo domani perdevo tutta la prima settimana, come mi è già successo in passato e come non mi fregano più. Sì, poi appunto esattamente sono stile nel sistema, tutti possono attaccarmi perché sarei tra virgolette un nemico, ma guardate anche cosa succede, una cosa divertente, visto che ci siamo, guardate, guardate, ok, LP128, Federal Service Security, bla bla bla, ed è verde. Io sono in un sistema ostile. Eh sì. Eh sì, cosa volete farci? Elite è un po' anche questo. Allora, diciamo che secondo me l'hanno fatto per non rompere troppo i maroni ai giocatori. Quindi può essere che vi attaccano, può essere che vi interdicono, ma senza impedirvi di accedere magari a uno spazio porto dove dovete fare qualcosa. Quindi da un certo punto di vista può starci. Dal punto di vista di roleplay del gioco no. Assolutamente, se decido di iniziare il power play lo faccio così. Però se avessero fatto un power play fatto meglio, allora sì, avrebbero dovuto fare questa cosa. L'hostile si riferisce solo al power play perché in realtà le navi con l'affiliazione ad un power play ostile ti possono interdire, infatti, ma non sei un fuorilegge. Esatto, è che questo sistema, essendo in conflitto con l'altro sistema, siamo nemici, ma se trovassi un altro giocatore di un'altra fazione, in teoria diciamo un giocatore vero di un altro power play potrebbe venire a far meriti con me e io con lui, dipende chi vince. Ma siccome praticamente quasi nessuno fa questa cosa, ci si fionda tutti sugli NPC, chi se ne frega, direi anche io. Che è sto casino? Mamma mia, che casino! Oh, calmo gioco, con l'audio. Fanno tanto casino i motori dentro sta nave, ma davvero un po' troppo. Bene.
È perché sono ostile? O perché hanno tutte le piattaforme piene? Secondo me è perché hanno tutte le piattaforme piene. Era da tanto tempo che non mi succedeva questa cosa. Ed è da una vita di tempo che i giocatori chiedono ai dev di mettere delle code per accedere a questi cosi. Un'altra cosa che non ha senso, tu puoi essere alleato con la federazione, l'impero e l'altra l'alleanza, ma non hai limitazione. Esatto, 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 assolutamente. Ti facciamo andare a vedere questa cosa subito. Dove sono? Dov'erano i ranking? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più, non mi ricordo più. Eccoci qua. Come vedete, eccoli qua. Siamo Federazione, Impero e Alleanza, quindi tra l'altro devo finire anche la missione per l'Impero e va tutto bene, va tutto, siamo amici di tutti, dai. Qui siamo, è un gioco dove siamo amici di tutti tranne che degli altri giocatori. No. Ce la faremo? Eccolo qua. Sì, come dicevo, i pad erano pieni e bisogna far sta menata finché non si libera un pad dove possiamo atterrare. Pad 5 mi sembra quello. 3300 non possono ancora colorare un pad per l'atterraggio. Visto che in teoria tutte quelle cose lì sono olografiche che io dovrei vedere sul mio abitacolo. Non è male, Yeah. Beh, è già abbastanza manovrabile sta nave di suo. Tac, Starport Services. Allora, fatto di reputazione, fatto di essere friendly o alleato. Infatti i titoli che... Infatti i titoli del Tanghis... Ah, del ranking. Sono puramente titoli onorifici. Sì. Scusate, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. Allora, sì, ni e so, diciamo che essere un po' più fighi su questi valori qua ci aiuta a essere un peletto più fighi quando arriviamo la prima volta in uno di questi sistemi e andiamo nel mission board, fondamentalmente. Quindi ci aiuta a essere un peletto più fighi con queste fazioni. Io qua avevo già fatto altre cose, quindi sono già andato su. Buoni popcorn nel frattempo, intanto Nemo, beato te che ti stai spapparazzare con i popcorni. Allora, outfitting, andiamo a fare quello per cui siamo venuti qui. Allora, core internal, frame shift drive, browse shop, 4A FSD. Ok, optimize mass migliore, max fuel per jump di più, power draw di più, thermal load e cosa riguarda... Eccolo qua, vedete, andiamo a un degno 13.81 e non è male. Allora, un attimo che verifico però la build anche di qua, che non faccio boiate. 4A FSD, 4A FSD, buying option, exchange in questo caso sì, perché il modulo che ho installato dentro non me ne frega una pippa. Ok, vediamo se nel caso ci va anche bene. Troviamo un 6A, che botta di fortuna. Buying option, exchange sell currently installed module. Assolutamente sì. 10 milioni di cucuzze però, non è male. Sbam, guardate come vanno via. Quindi power plant, thruster, frame shift drive, 4D life support. Non c'è neanche qui, vabbè. Quando lo troviamo, non è prioritario al momento. Power distributor invece sì, 6A, vediamo se lo vendono qua. E vai, 6A power distributor, altri quasi 3 milioni di cucuzze, exchange, vai dentro, evviva! Perfetto, diciamo che qui abbiamo quasi finito tutta la versione stock della nave. 4D sensors, siamo a posto, mancherebbe solo il 4D life support, ma cioè, è solo per guardare il pelo sull'uovo. Outfitting, piano. Poi
Allora, andiamo sulle optional, sì. Shield Generator intanto teniamo quello, poi lo faremo. Shield Cell Bank ci penseremo. Cosa dicevamo? Allora, qua. Hull Reinforcement Packages. Hull. Eccolo qua, 1D, 1D. Vai, dentro, vai. 2. Anche questo di Hull Reinforcement Package. 2 di Hull Reinforcement Package. E vai, boom, dentro. Però vedi Elite ora tutto un'ora di efficienza ti fa sentire veramente che hai fatto qualcosa, ma è un po' un problema, sì, i reward in gioco, cioè le ricompense all'interno di questo gioco che dà questo gioco per le cose che fate dentro questo gioco a volte non valgono l'impegno profuso, mettiamola così. Comunque Shield Cell Bank, vediamo se le hanno, perché a sto punto facciamo super spesa in questo coso. E comunque sì, bisogna scegliere molto bene le attività da fare. Oh, eccole qua, 4A Shield Cell Bank, compra, compra. No, perché 4B? Ho sbagliato? Ho sbagliato, 4A Shield Cell Bank. E allora andiamo a sistemare subito questo errore. Ok, allora, Shield Cell Bank li abbiamo. Shield Generator temporaneo ce l'abbiamo. Hull Reinforcement Package ce li abbiamo. Fuel Scoop aggiuntivo ce l'abbiamo. Aia. Ah, mi farebbe mettere l'interdictor, ma non mi interessa perché non andando a fare PvP l'interdictor non mi interessa, preferisco tenere il fuel scoop per il momento, eventualmente lo prendo dove quando sarà. Ok, hard point, ragazzi, qui adesso vado avanti, ma datemi una mano sullo huge la hard point, perché davvero non so cosa mettere. Ho 4 frag cannon e quindi plasma accelerator. Stavo puntando a questa cosa qui, però non lo so, non lo so, non lo so. Ditemi voi, secondo voi, sullo huge cosa posso mettere. L'impatto di un singolo player sugli eventi di gioco è veramente risibile e ti dà un certo senso di estraneità agli eventi, sì. Sì, perché effettivamente noi possiamo fare delle cose anche col gruppo, si cambia qualcosa al gioco, ma è meramente un numeretto dentro qualche stazione, non è che effettivamente cambiano tante cose. Certo, possiamo spingere un sistema a cambiare di stato, magari andare in Civil War o andare in altro status, per carità, vi mettete lì, giocate e questa cosa può succedere. Ma alla fine ci sono altri 7 milioni di stelle che cambiano di status in base al refresh del background simulator ogni tot, quindi beam laser, ok. E beam laser sia 4A, guarda, fatalità ce l'hanno, col power ci sto anche dentro, quindi beam laser e sia. Guardiamo che bello il beam laser huge, è la prima volta che lo vedo. Non ci sta neanche. È più grande e più, cioè vado sotto il landing pad, guardate che roba, babba via. 4 plasma sui medi. Voglio fare il frag de lens. Poi magari farò una build per i plasma. Però ho anche gli Advanced Plasma gli Advanced Plasma Accelerator da mettere volendo. Ma intanto, dai, andiamo così. Questo mi serve per gli scudi, gli altri mi serve per il mio divertimento. Ok, non ho finito l'outfitting. Vediamo se posso sguisciare qualcosina altro in me. Oh, gli shield booster. Ma abbiamo detto che me li recupero dopo con calma dall'altro spazioporto. Mi divertivo con amici, poi però ci si è rotti pure un po' di fare sempre le stesse cose. Sì. Purtroppo sì, perché alla fine uccidi i pirati, vabbè, ho ucciso 700 miliardi di pirati, allora andiamo a fare i Guardian, va bene, andiamo a fare i Guardian, due maroni per fare armi e equipaggiamento per andare a fare i Targoid, bello all'inizio, ma dopo un po' sono sempre quelli. Allora, anche qui i dev potevano sviluppare veramente le cose secondo me in modo migliore. 3 bolle, bolla Guardian, bolla Targoid, bolla umana,
con questi sistemi cuscinetto dove i giocatori spingono indietro i Targoid e magari succede così. Poi magari ci sono dei giocatori che lavorano per i Targoid, quindi magari mettere qualcosa di un po' alieniforme, che cacchio ne so, potevano veramente inventarsi di tutto, ok? Per esempio, lo sapete, ormai mi ripeto, faccio veloce. Ok, bene, nel frattempo qui abbiamo finito quello che devo fare, non devo fare altro. E per esempio, a me che piace un po' il discorso del... Oh, ci sono... dai, andiamo qua a vedere se c'è qualcosa su cui provare la nave, questa versione almeno. A me che piaceva fare il contrabbandiere, potevano fare veramente degli scenari meravigliosi per la gestione del contrabbando, quindi ti facevi un nome come contrabbandiere, che è un po' un controsenso per contrabbandiere, meno sei conosciuto meglio è, ma più sei conosciuto in alcuni circoli meglio è, insomma, quindi cose del genere, ok? Quindi il mio ASP è più veloce, però ovviamente ha i motori ingegnerati il mio ASP. 400 non è male, così stock e basta. Direi che va più che bene. Ok, e adesso mentre andiamo lì andiamo a sistemare un po' di cose. Fire groups. Allora, ehi. Ok. Eh sì. Eh sì. Fare un personaggio tipo Yan Solo in Elite era, penso, molto goloso per molti di noi. A me è una cosa che sarebbe sempre piaciuta. Sarebbe sempre piaciuto fare, poter anche giocare e divertirmi in Elite, perché alla fine le potenzialità sono tutte qui dentro, le potenzialità di questo gioco ci sono tutte per fare queste cose. Purtroppo FDev ha deciso di non sfruttare queste potenzialità qui. Allora, un attimo che mi sistemo una finestra qui in parte. Ok. Qua siamo qui e qui. Vabbè, ci saranno altri giochi in cui magari possiamo dedicarci a queste attività e si spera che ci siano. Voi vedete... Non mi ricordo mai i comandi. Oh. Non vedo nessuna resource extraction site, almeno così a vista. Proviamo a fare un lock destination su questo. Vediamo dove sta. Quindi sì, effettivamente sarebbe stata una cosa bella, ma voi immaginate, ne abbiamo già parlato in passato, mi ripeto velocemente, cioè immaginatevi di poter dire adesso forzo il blocco della polizia, mi guardo che percorsi fanno, ci sguiscio in mezzo mentre porto armi di straforo dentro un sistema, eccetera, eccetera, eccetera. No, era sull'altro pianeta, va bene, ok, motori a manella e andiamo avanti. Ma togliamoci dalla gravità di sta palla spaziale, andiamo alla prossima palla spaziale. Quindi così, oppure per esempio un sistema in famine dove tu non puoi portare del cibo, porti il cibo ai ribelli, o che ne so, alla fine chi se ne frega, siamo contrabbandieri, non abbiamo una bandiera, siamo contrabbandieri. Quindi sarebbe più che aggiungere nuove navi, aggiungessero nuovi moduli che fanno cose diverse per poter creare altre meccaniche, esattamente tipo dei moduli per nascondere dei carichi illeciti, per rallentare le scansioni della polizia sulla nostra nave, per falsificare il nome e la signature della nostra nave, tutti moduli adatti al contrabbando. Oppure pensa che ti pensa, ok, fare un unico modulo per la gestione dei limpet in cui io li programmo nella modalità che voglio, ma un Amazon su Elite non potrebbero metterlo che
che ti spediscono i moduli. C'è. Ti devi sedere su uno spazioporto e sugli stored module premi il bottone e te li trasferiscono sulla stazione dove sei. Io prima non l'ho fatto perché mi portava via 20 minuti e quindi lo farò con calma dopo. Quindi sono senza alcuni moduli su questa nave. Anche perché questa, diciamo, è un po' la versione di base e dovrà essere ingegnerizzata all'uopo per tutti i prossimi combattimenti. Adesso potrebbe essere che mi fanno anche schioppare per aria, così, senza passare dal via, come si faceva una volta. Vediamo quant'è RBI, scusate, non ho neanche guardato sta cosa. Ok, vabbè, adesso dov'è? Ah, 3 milioni e 7 ho di rebuy, non è male. Di qua. Devo dire che è già molto manovrabile, comunque anche così in versione stock, senza le ingegnerizzazioni. Ah, ok, quindi sono in mezzo allo spazio, mandami il modulo e lo ricevo. Oh, potrebbe essere una cosa tipo arriva una mega nave, paghi, arriva la mega nave, fai il dock e fai tutte le cose di quel tipo là. Potrebbe essere un servizio, sì, che il gioco poteva anche implementare all'interno dell'universo qui, perché no? Alla fine siamo nel 3300, cioè non vedo perché debbano esserci problemi nell'implementare servizi verso l'utente. Già oggi come oggi ne abbiamo di ogni, no, siamo troppo veloci. Siamo troppo veloci. Siamo troppo veloci. Rallentiamo, giriamo e rifracchiamoci dentro. Sì, in X c'era una cosa del genere in cui tu facevi una cosa così e molti altri giochi spaziali sì. Non so se con Odyssey si potrà fare o se ci saranno degli scenari del genere. Da quello che ho visto ho più dubbi che certezze. Già anche semplicemente il discorso che hanno detto che sarà un'alfa per 4-8 settimane, come mi scrivevate su Discord, quindi ho già parecchi dubbi a riguardo, quindi boh, anche lì staremo a vedere se si potrà fare una cosa del genere, tipo la requisizione di una nave nello spazio. Non lo faranno mai perché sarebbe come dare navi a free. Allora, vediamo. Vabbè, targetiamo il primo, vediamo cos'è. Ah, il kill warrant scanner mi sono dimenticato. Ah, che pallottolo. Ok, questo è un Cobra Elite, quindi troviamo subito un amico tosto. Però devo mettermi in combat mode, che non mi ricordo come si fa. Ok. Ok, eccolo qua. È da un po' che non combatto. Sinceramente prendermela subito. Un attimo che mi abbasso il volume in cuffia. Mamma mia, è altissimo. Ok. Bene. Allora, Sirius Security secondo me non è. Eccolo qua. Clean Lee Yong Rui. Questo è il Wanted Elite. E lì probabilmente c'è il suo buddy, c'è il suo compagno. E questo è un Deadly. Dura scelta, ragazzi, dura scelta, perché è la prima volta che provo sta nave. Oh, Deadly ed è da solo, perfetto. Allora, tiriamo fuori gli armamenti. E vediamo come andiamo. Oh, sciolto abbastanza bene. Sì, ho iniziato la battaglia malerrimo, Ok. Direi che il beam laser così non è che mi dispiace più di tanto. Vediamo sti frag come si comportano. L'ho preso? Non l'ho preso. Ok. Pensavo lì un po' meglio, ma forse
sono io che non li so usare e devo prendere un po' di confidenza con questi cosi. Sono molto legato ai multicannon gimballed io, Mamma mia, ce ne mettono a ricaricarsi, È 1 chilometro e rotti, figuriamoci. Deve essere un po' più vicino per spararlo questo qua. Cioè, non ditemi che lo faccio fuori col beam laser, perché veramente è ridicola sta cosa. Ho preso i frag cannon per fare questo. Ok, qui l'ho preso, Anche qui l'ho preso. Troppo tempo. Ci mettevo di meno col Vulture a farlo fuori. Anche qui l'ho preso bene. Dai, si tratta solo di prenderli bene. Vabbè. Allora, cerchiamo di fare fuori questo Elite. Dove sta? Di qua. E andiamo. È da un po' che non combatto. Si vede che sono arrugginito, che è una nave che non conosco. Ma vabbè. I frag sono meno intuitivi di quello che sembra. Lo so, bisogna imparare ad usarli come tutte le cose dentro questo gioco qua. Allora, un attimo che do un po' di pipa al sistema. Dai, che mi servono motori e armi adesso. Sì, decisamente va ingegnerizzate le navi da combattimento, anche in PvE, cioè non ne venite fuori se non le ingegnerizzate. Un po' l'ho saccagnato. Ok, under attack, sì, vabbè, non è che fa tempo a far molto perché, guardatelo là, bam! 50.000 cucuzze. Qua giù, qua giù. Dai che ce n'è un altro, dai che ce n'è un altro. No, clean. Questo sta di qua. Un po' di motore. Di qua. Eccolo qua. Sono un po' distratto in questo momento. Wanted Master, va bene. Non so il tuo compare chi sia. Ah, l'ho proprio mancato, ma di brutto. Ah, 63.000 cucuzze facili facili. Tra l'altro guardate lì quanti materiali ci sono là per terra. Transporter. Difficile che un transporter sia un pirata, ma non mai dire mai. Ok. Direi che non se la cava male. È il beam laser huge. Oh yeah. Grande cosa il beam laser huge. Grazie Nemo per lo suggerimento, perché beam laser huge. Allora, il fatto è che i frag sono sostanzialmente dei fucili a pompa che sparano una cosa di sì, ok, Unreal Tournament, che potenza col cannone frag. Cito un vecchio gioco. Sì, esatto, bisogna essere vicini e bisogna anche prepararli, ingegnerizzarli un pochettino. Poi eventualmente li faccio solo per divertimento. Se non vedo che non mi ci diverto, li lascerò stare. Questo è un ciccio panzo cattivo, sì.
E allora spariamo al ciccio panzo cattivo. Tanto alla fine mi basta il beam laser per farli fuori. Lì l'ho preso un pochettino, Ecco. Anche qui. Proprio poca roba. Per fortuna che era una Haig. Ok. E io direi che comunque un po' abbiamo provato a vedere come va. Bisogna impegnarsi un po' di più. E comunque molto probabilmente cambierò il set di armi. Perché non lo so. Ok. Ho voluto fare il figo, mi ha tirato un missile. Adesso vedo anche gli NPC tirano i missili o i cannoni. Ah, una volta non lo facevano. L'ho preso stavolta. L'ho preso, cacchio se l'ho preso. Vaporizzato nello spazio. Ci sta, dai, questo mi sono divertito. Puc, ciaone. Ah, questi sono tutti i tizi della sicurezza. Devo dire che sono divertenti tutto sommato i frag. Si tratta solo di prenderci confidenza e imparare ad usarli. In accoppiata col beam laser, secondo me viene fuori qualcosa di interessante, quantomeno. Cioè proprio sparo sul mucchio. Ecco, questo giro l'ho preso, ma poco. Sì, decisamente bisogna imparare ad usarli, non ce n'è. Decisamente bisogna imparare ad usarli. Tipo adesso. È che queste maledette cobra sono un po' il nemico del frag, perché se le pigliate dall'alto gli fate un fracasso di danni. Se invece le pigliate... guardate come mi stanno sgarugnando, mi sta sgarugnando gli scudi questo. Ok, beh, per fortuna c'erano altre navi. Ok, allora adesso piano un attimo, mettiamo giù i motori, lasciamo gli scudi che si ricaricano e facciamo qualche valutazione. Allora, nave non è ingegnerizzata, non ho ancora tutti i moduli, non ho impostato gli shield shell bank da nessuna parte, per cui li ho ma non li sto praticamente usando, come potete vedere. Vediamo un attimo come si comportano. Fire groups, eccoli qua. Shield shell bank, facciamo 1 e 2. Ok, quindi qualora io dovessi usarli, vediamo quanto mi ricaricano questi. Parecchio. Ok, scaldano anche tanto, però dai, mi ricaricano abbastanza gli scudi e questa cosa va bene. Frag cannon non sono male, direi non sono male, però forse per bounty hunting intensivo su conflict zone, dove vi mettete là a schiantare milioni di pseudo pirati, vi richiedono di andare a ricaricarli, quindi se li mettete secondo me è solo per andare a divertirvi, perché dopo dovete riattraccare, riandare a ricaricare e quindi è così.
Tac tac, è un deadly. Vediamo se è cattivo o buono. No, questo è buono. Però vedo che stanno sparando. A chi cacchio stanno sparando a questo? Un altro cobra. Mi raccomando, un'altra cosa ragazzi, non aprite mai il fuoco prima di aver finito la scansione su questi cicciopanzi qua, perché se lo fate diventate wanted anche voi automaticamente subito, e non è bene, perché anche in questo gioco se voi sparate a un target che è chiaramente wanted ma voi non lo sapete, per il gioco voi siete dei cattivoni. Distante, non ho il beam. Ok. Vabbè, quello non sono riuscito a farlo fuori, ma vabbè. Quindi niente, così ci sono insomma un po' di cosette che a cui bisogna fare attenzione. Un giorno mi capitò di diventare wanted perché durante una battaglia una nave della polizia è passata sulla mia linea di fuoco, io ovviamente stavo sparando, e quella nave è la nave a cui stavo sparando, ovviamente era un wanted, e invece la polizia si è incacchiata con me, ha lasciato completamente da parte quella nave per venire a sparare a me, nonostante che sono stati loro a incrociare la mia linea di fuoco, ok? E quindi è un po' così. Quindi anche il discorso di prima, invece di star lì a perdere milioni di anni inserendo navi nuove, ok, sistemare queste dinamiche di gioco potrebbe essere cosa ben voluta. Avete visto che bella sassaiolata che gli ho tirato a sta nave? Mi piace. Ok, e giù. E another one bites the dust. Poi veramente pochi scale. Pochi scale. Che poi tra l'altro è vero, ho tutta questa nuova serie ragazzi fa parte di un mio vecchio format che si chiamava il Veneto Cosmico. Quindi per il momento oggi siamo stati un po' tranquilli, nelle prossime puntate appena riuscirò ad avere una nave un po' migliore, se vado a combattere contro sti cicciopanzi spaziali, qualche improperio, qualche formulazione veneta linguistica nostra tipica verrà utilizzata all'interno del gioco. Nulla di che, vedrò di star calmo e di trattenermi, di non dire cose troppo brutte, ovviamente, perché noi veneti abbiamo purtroppo una pessima reputazione da questo punto di vista, reputazione che ci siamo meritati in anni e anni e anni e anni di duro lavoro. Oh, un'elite, è un cattivo questo? Probabilmente sì, perché gli stanno sparando tutti. Sì, è un cattivo. Perché non gli sparo? Ehi, dai. Vedete? Se io adesso avessi toccato per sbaglio quell'anaconda, almeno una volta, me la sarei presa nel di dietro. Vabbè, 33.000 cucuzze guadagnate da questo ciccio panzoide. Ok. E qui poi si procede nella strada. Allora, diciamo che contro gli NPC forse i frag li usiamo solo per divertirsi. Visto che c'erano, potevano mettere che potevi sparare solo se colpito per prima. Beh, non suggerire cose che poi potrebbero sentirti, E dicono, oh, che ideona! Perché con le teste che hanno là dentro a volte ti fanno dubitare del genere umano. Comunque dicevo così, insomma, situazioni un po' varie ed eventuali e un po' critiche che boh. Ok. Allora, vediamo intanto di quante bounty si tratta. Ok, abbiamo fatto già 1.361.000. A fronte di una spesa di cosa abbiamo speso quasi più di 60 milioni e non abbiamo ancora finito l'outfitting della nave.
direi che secondo me pian pianino, migliorando un po', cercando magari le zone dangerous, quindi quelle, le high res, o come cavolo si chiamano, forse potrebbe... Ho cozzato un asteroide. Ho cozzato un asteroide. Ok, vediamo di fare le cose fatte bene. Ora questo è clean. E questo è wanted, expert ed è in wing di 2. Ok, diciamo che una delle armi più potenti della vostra nave è la vostra nave. Dai! Ecco, queste... Mamma mia, questo è il problema di questo. Che quando io turnico su quell'asse lì, non turnico un cacchio. Ok, adesso l'ho preso proprio bello bello in faccia. Però mi sta un po' scassando la nave. Sì, sì, va bene. Non importa. Preferisco prendere un po' di danni da caldo. Ma fargli più danni io da me. 1%, non ci posso credere. Comunque dai, va giù anche questo. Andiamo a prendere l'altro. Perché anche qui ovviamente bisogna sempre mettere in conto anche i costi di riparazione dopo, perché stiamo combattendo, quindi... Ah, stai usando i ciaffe, il simpaticone. Un diamond. Piano, che se becco queste navi qua sono finito, proprio per il discorso che dicevamo prima. Se colpisco una di queste navi si incacchiano con me e buonanotte. Oh, ecco, adesso sono contento. L'abbiamo scassonato con i frag e vai. E questa cosa è buona, è giusta e ci piace. Bene, e dopo questo, allora, torno un attimo sulla chat. Io ho prestato servizio alla questura di Treviso, pensa un barese tra i veneti, non sai che divertimento. Immagino le barriere linguistiche fossero abbastanza complicate. Considera che noi nei nostri gruppi di allenamento ci alleniamo con gente dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Puglia, da Roma, da Milano, dalla Toscana e da tutta Italia praticamente. E quindi sì, capisco i momenti, sono da lacrime agli occhi quando ci si interfaccia nei vari dialetti. Bei momenti e tanti bellissimi ricordi comunque, che speriamo anche di crearne di nuovi se sto periodo si decide a terminare. Prossimo messaggio della chat: ma senti una cosa, ma hanno risolto il discorso che se una nave ti prende a capocciate e ti distrugge non diventa wanted? Molta gente col mio Howler Red Cross mi hanno distrutto così. E il discorso del questo si chiama in gergo ramming, da ram, ariete, quindi se ti arietano. Intanto torno allo spazioporto. Se ti arietano penso che sia rimasto tutto come prima. Ti arietano e tu resti arietato e loro tutti belli tranquilli. Quindi penso che sia una cosa così. Visto che ci siamo, vado a un altro spazioporto così vediamo se hanno qualche moduletto da vendermi. Non sono super informato sulla cosa, ma
penso che sia così. Ti dico, non prendere per vera al 100% questa cosa, ma penso che sia rimasto così quel discorso là. Se ti arietano, sei arietato e basta. Lui ti distrugge la nave e non diventa wanted. Sì, Nick, sì, 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 sì. Noi abbiamo un concetto un po' così di quegli animali. YouTube ti blocca il commento per ovvi motivi, dai. Comunque sì, 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 te lo confermo completamente. Via, te lo confermo. È che dopo abbiamo comunque milioni di altre espressioni più o meno colorite per poter definire quelle situazioni, mettiamola così. Ok, 1200 light seconds ci separano dallo spazioporto. Andiamo ad atterrare, ad attraccare e dopo andiamo a chiudere la diretta. Ci salutiamo e spero per la prossima settimana di avere un po' di tempo per almeno iniziare alcune ingegnerizzazioni su questa nave che non vedo l'ora di finire e non vedo l'ora di poter decidere se mantenere l'attuale setup di armi o se cambiarlo. Questo è ancora una cosa che sto decidendo e deciderò nel momento in cui Ciao Virus, grande, un altro bel video. Ciao. Ciao Reikariu, spero di non aver pronunciato male il tuo nome. Grazie, 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 grazie. Facciamo del nostro meglio per divertirci un po' assieme, farci 4 chiacchiere mentre giochiamo, valutiamo elementi di gioco e anche, sì, perché no, ci discutiamo coloritamente sopra. Anche noi in Puglia non scherziamo, Per quello parlavo prima dello scambio dialettale durante anche i vari corsi che organizzavamo in pre-periodo Covid, quindi è un po' così. Vi ripeto che per noi è solo puramente una questione di grammatica. Sì, 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 ormai praticamente da noi certe terminologie sono praticamente intercalari, quindi non ci facciamo neanche più caso in alcuni contesti. Poi ovviamente ragazzi, ovviamente dipende sempre il contesto in cui sei, perché ci sono contesti di serate avvinazzate dove i porchi volano e serate, momenti in cui invece bisogna essere seri e ponderati, quindi anche qui dipende sempre dal contesto, dai. In questo momento vado a scansionare tutte le navi che mi passano sotto il naso e dopo vado a buttar là un bel parcheggino della nave, che non si sa mai che dati tirate fuori, quindi a volte fa sempre bene. Tanto non stiamo facendo praticamente nient'altro nel frattempo, quindi è così. E pensare che c'è anche il Super Cruise Assist, cioè io mi domando perché. Cioè sono quelle poche volte in cui possiamo volare con la nave, cioè a questo punto spegnete tutto, fatelo diventare un browser game dove io clicco dei bottoni e lì finisce tutto, cioè no. Secondo me, poi nel caso ragazzi mi scriverete, lasciatemi un vostro commento o come la pensate anche magari nei commenti, in modo che dopo resta indicizzato proprio nei commenti. Cavi la bestemmia e non scorre più il discorso, la cosa esula la formula un attimo che miro lo spazioporto, se no dopo sbaglio. Allora, cavi la bestemmia e non scorre più il discorso, sì, la cosa esula la forma teologica della cosa, sì, 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 che poi io ribadirò da sempre che c'è una discriminazione nel mondo animale che è una cosa spaventosa, perché gli agnelli sono accettati, altre forme di vita animale no. È una cosa che mi domanderò sempre e perché. Ci dicono che Dio è ovunque in ogni cosa, ma si vede che alcuni animali sono nati sfigati e loro non vanno bene. Va a sapere te i misteri della vita. Ok, bene, bene, bene. Quindi andiamo a lanciare la nave su questo spazioporto, vediamo se riusciamo a buttare un parcheggino easy easy. Sì, proprio tranquilli, tranquilli, e dopo vediamo.
Tra l'altro, ragazzi, guarda, io lo chiedo a voi adesso che mi state seguendo, poi magari lasciatemelo scritto nei commenti. Avevo un'intenzione proprio di fare un salto veloce anche su Star Citizen per vedere in che status è attualmente dopo un altro paio di sub espansioni. Ditemi voi se vi farebbe piacere vedere anche qualche contenuto di Star Citizen, almeno per capire a che stato o dove sono arrivati attualmente, perché sta diventando più che altro un meme quel gioco. Io spererei che no, perché le premesse ci sono tutte perché diventi un gran bel gioco, il giorno in cui lo finiranno ovviamente, ormai stiamo un po' sperdendo le speranze. Comunque andiamo a fare due cose. Comunque, fatemi sapere nei commenti se e cosa sì, se buttare giù lì anche magari una piccola diretta su Star Citizen, se volete ve la preparo. Ho un amico profondo conoscitore del mondo animale, nomina animali di cui io ignoro l'esistenza. Alcuni animali sono stati creati proprio all'uopo. Allora, andiamo a vedere quanto mi è costato fare questa cosa. 52 crediti, 1624, quindi siamo nell'ordine circa dei 1700 crediti, più 2276, quindi sono 3276 più 700, siamo nell'ordine dei 4000 crediti per il restock e il repair, ma attenzione, più, oh beh dai, sì, siamo nell'ordine dei 4000 crediti di riparazioni e refuel, quindi davvero davvero poca roba. Vediamo un attimo invece il restock. Ok, mi ha restoccato tutto, ottimo. Contacts. È lui? No? Perché non sono Combat Bond questo, Authority Contract. Oh, eccoli qua. E così, easy, divertendoci un attimo, ci siamo rifatti anche di circa 1.686.000 cucuzze, quindi direi non è male. La nostra strada per rifarmi dei soldi che ho speso, e sono circa 90 milioni in tutto per il momento, è molto lunga, Allora... quando finisci un certo elenco devi trovare altre forme sì, poi un po' di creatività, dai, un po' di creatività ci sta sempre. Apri la finestra, vede che c'è una bella giornata e esclama ok. forse ok. Allora ragazzi, direi che per il momento siamo arrivati al dunque. La Fer de Lens è comprato. Vai sul launchpad. Il Fer de Lens è comprato, adesso è nella mia flottiglia di navi. Vedrò di ingegnerizzarlo un po' alla volta perché sapete anche voi le ingegnerizzazioni sono lunghe, fastidiose, problematiche, tante volte da fare, un po' di materiali dovrei già averli, ma vedremo. Mi dovrò dedicare al power play per prendere il Prismatic Shield, quindi e vai, alleluia e viva. E quindi da domani dovrò cominciare a fare il discorso dei meriti e vedremo un attimo come farli. Può essere che mi servirà più di un mese, adesso non lo so perché devo vedere quanto tempo posso dedicare a questo gioco. Per il resto direi che ci siamo. Oggi abbiamo visto quello che volevo un po' trattare così, quindi Fer de Lens fatto, provato e visto con i frag cannon, tutto sommato non mi dispiace. Non so se terrò i frag cannon per vari motivi. Forse sfrutterò il suggerimento di mettere gli Advanced Plasma Generator, perché tanto li ho già, sono pronti all'uso e quindi perché non provare a divertirci, ma devo fare prima il Power Generator e altre cose. Quindi una volta che avrò fatto quello può essere che ci metto su anche i plasma o altre cose. Faremo un po' di prove dai con questa nave da bounty hunting in PvP. Quindi Veneto Cosmico Virus 101 nella sua versione detta proprio in Veneto da combattimento, Fer de Lens comprà e ci siamo, basta. Oggi abbiamo esaurito i contenuti per questa diretta. Fatemi sapere nei contenuti se volete, magari nelle prossime puntate, intanto che finisco di sistemare sta nave, andiamo a vedere anche un po' di Star Citizen. Porterò avanti anche lì nel caso Empyrean, perché voglio farvi vedere cosa vuol dire fare l'esplorazione in quel gioco, che è molto molto bello, interessante da quel punto di vista. Detto questo, questi magari un po' i prossimi contenuti, eventualmente scrivetemi nei commenti, che è sempre apprezzato. Per tutti coloro che non sono iscritti ricordo che c'è il tastone subscribe e la campanellina per quando vado in diretta. Ora si è fatto anche tardi, quindi è ora di andare a nanna per chi va a nanna presto, per gli altri
altri andranno a nanna più tardi. Virus101 vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa diretta, per chi guarderà il video successivamente, e che altro dire? Vi saluto calorosamente con il mio ormai consueto Transmission Out.